Questa notizia che cosa, il primo pensiero qual è stato? Non abbiamo mai dormito, neanche a mio figlio, che io la conoscevo benissimo. Conoscevo la ragazza, conosco la famiglia, conosco soprattutto la sorella più piccola che andava a scuola con mia figlia e sono molto addolorata per questa cosa, perché è una figlia di tutti noi e perciò, essendo un paese piccolo, ci conosciamo tutti. E davvero la comunità tutta di Montecchio Precalcino si sta stringendo attorno alla famiglia di Eva Valerio. È un continuo via vai di persone nella casa di via Moraro che, schivando microfoni e telecamere, desiderano portare la propria vicinanza al papà e alla sorella che vivono qui e dove ieri sera sono arrivati i carabinieri a portare la drammatica notizia. Eva era uno spirito libero, figlia del suo tempo. Aveva terminato gli studi e la formazione alberghiera per girare il mondo. Si spostava spesso in Francia, ma tornava sempre qui, nei luoghi dove era nata, cresciuta e dove era stata amata da tutti. Una ragazzina allegra, contenta con tutti, parlava, era attrattiva, diciamo, e gentile. Una brava ragazza e era andata a abitare via dal paese da qualche anno e perciò l'ho un po' persa di vista, però brave ragazze insomma. Eva la conosceva da quando che è nata, sempre un chiacchierona, simpatica e buona, perché la metteva qua e disegnava.